La Commissione Ambiente è la commissione nella quale opero io in quel di Roma e adesso mi tirerò fuori bene tutta la documentazione a livello burocratico, cos'è che impedisce il fatto che si possano fare in maniera molto semplice e tranquilla, e vedremo di metterci il lavoro con gli uffici per mettere a punto un qualcosa che semplifichi un po' la vita anche a tutti sti volontari. Il caso Panevin finirà a Roma per non rimettere anche il prossimo anno i sindaci in difficoltà. L'impegno l'ha preso ieri sera, al Disnigo di Moriago, all'accensione delle fiaccole che puntualmente alle 20 hanno dato fuoco ad oltre 30 Panevin lungo il quartiere del Piano. Un impegno da parlamentare che per tutta la giornata è stato bersagliato da telefonate di primi cittadini a caccia di consigli, ma soprattutto da sindaco precipitato in un vortice di documenti da firmare. È 2 giorni che armeggio con gli uffici tra polizia locale, attività produttive, ufficio tecnico per autorizzare sti benedetti panevin. Finché a un certo punto vedo girate 1000 carte che le firmo e autorizziamo sti panevin e li facciamo. Ma voglio dire, sicuramente dobbiamo cercare di semplificare questa normativa. È una tradizione che è legata alla nostra storia, alle nostre tradizioni. È un giorno all'anno, ormai noi siamo passati da 20 panevin che si facevano storicamente, ne facciamo 4 nel nostro comune, ma viva Dio, facciamo in modo che li possano fare in maniera tranquilla, come da secoli facciamo nei nostri territori, e senza tutta questa burocrazia che non risolve i problemi ambientali e men che meno non risolve i problemi della sicurezza, crea semplicemente carte e burocrazia per nulla.